cosa comoda perché siamo in 3, possiamo suonare senza essere amplificate, quindi possiamo suonare per strada senza bisogno di niente, viene basta fuori diapason. uguale. Basta il diapason e via. D'altro canto manca questa batteria, questo basso che trascina, che cerchiamo di sostituire con le nostre voci, però è una cosa diversa e quindi può arrivare in maniera diversa al pubblico. E un'unione tra voi tre e eventualmente in questo caso un'orchestra o comunque qualcuno che vi suoni è fattibile? Ci avete pensato? Già fatto. Sì, già fatto. Ok, vabbè, sono rimasto indietro. Mi sono perso qualcosa nelle loro pubblicazioni. No, talvolta suoniamo noi la tastiera o anche il violino ok. in alcuni pezzi, e poi abbiamo 2 ragazzi che ogni tanto ci accompagnano, e un percussionista e un chitarrista, e quindi Facciamo ci pubblicità. sostengono. Esatto. Sì, beh, ovvio, ci mancherebbe. Marco Gasparini E Efrem alle Scacco. percussioni. E Efrem Scacco alla chitarra. Ok, un nome che ho già sentito, l'avevo anche già avuto ospite nel passato in un'altra Siamo stati radio. anche accompagnati da un'orchestra a dicembre, abbiamo fatto un concerto natalizio sì. con l'orchestra, Sì, quindi sì. abbiamo provato anche Quindi avete questa provato cosa. anche quello, quindi alla fine praticamente siete 3 voci facilmente abbinabili a qualsiasi cosa Sì, che vi possa aiutare A seconda delle circostanze. Esatto. Questa sera siete a Cordovado. Com'è la situazione lì? Questa sera spiegateci un po' cosa fate, cosa non Questa fate, sera perché siete non lì. saremo da sole, noi 3, ma ci sarà anche Efrem alla chitarra, appunto, e speriamo nel bel tempo, così saremo... Sì, dicono di sì. Finalmente, dopo Vedete anche la settimane regia, di dicono di sì. agonia, bene, quindi saremo all'aperto, castello tra le 2 torri, e niente, porteremo sia repertorio a cappella che accompagnate appunto dalla chitarra, e avremo anche le percussioni, però le suoniamo noi. Ok, il classico ovetto. Bene, quindi ed è la chiusura di Pordenone Pensa per i nostri amici qui di Conegliano e del Veneto che non sanno il perché questa sera voi cantate. C'è Pordenone Pensa, questa manifestazione creata appunto a Pordenone, dove ci sono stati ospiti in questo mese di programmazione di questa attività. Me ne viene in mente solo uno in questo momento, ma perché credo sia il più famoso. Doveva esserci Katia Ricciarelli, ma è stata fermata da un incidente. Mi viene in mente il cuoco, che è Alessandro Borghese, che c'è stato, quindi c'è Mentana, esatto, brava, grazie che dell'aiuto, perché ovviamente io i nomi faccio pietà. Torniamo invece a voi. Torniamo un po' al vostro trio e al vostro... voi fate generalmente cover, che però usando 3 voci praticamente le stravolgete completamente. Avete già dei pezzi vostri? Ci stiamo lavorando, working in progress. Quindi prossimamente ci sarà anche questo. Com'è rifare dei pezzi e rifarli però in questo caso completamente diversi? Perché anche quello che abbiamo appena sentito, a parte forse la Vienna Rose, il resto era un po' diverso, insomma. Diventano completamente nostri perché sono veramente stravolti, e quindi diventa un pezzo del trio Calliope, anche perché noi cerchiamo di prendere spunto da quello che in realtà gli strumenti fanno nel pezzo originale, ma aggiungiamo anche moltissime cose che nascono dalla nostra fantasia, dal nostro bagaglio musicale. Ecco, hai detto bagaglio, ok, per gli amici in radio che non ci vedono, quando uno dice bagaglio musicale dice queste hanno 40 anni, in realtà la vostra età qual è? 24. Noi 20. Cioè, quindi abbiamo qui con noi, chi ci sta guardando su Veneto Globe le sta vedendo, abbiamo 3 ragazzine. No. Sì, avete la metà dei miei anni, grazie. Quindi abbiamo 3 ragazzine che però in realtà hanno un bagaglio musicale enorme. Da dove arriva questo bagaglio musicale? Diciamo che abbiamo avuto la fortuna di entrare, diciamo, nel mondo della musica fin da piccole, e quindi partecipando a varie, sia nella scuola di musica che altre cose esterne, quindi abbiamo sempre cantato, suonato, e questo sicuramente aiuta tantissimo poi anche oggi. Chi sono i genitori colpevoli? In famiglia qualcuno colpevole? In realtà credo avessimo genitori che semplicemente ascoltavano musica buona, quindi quella è stata una fortuna. Sì. Com'è invece insegnare? No, allora, ovviamente avendo a che fare con bambini dai 3 ai 15 anni si trova di tutto ed è sempre impegnativo, richiede la massima attenzione, però
insegnare quello che ti piace veramente più di tutto, poi i bambini ti danno sempre una soddisfazione enorme, quindi è bello. È bello. Però voi state ancora studiando? Sì. Perché altrimenti sì, ok, è tutto perfetto, però state ancora studiando. State studiando sulla musica oppure comunque avete anche altre strade che volete intraprendere in futuro? Facciamo 3 università diverse. Io studio chimica e tecnologie farmaceutiche. Utilissime nel canto. Io conservazione dei beni culturali. Che può essere anche utile, sì, voglio dire, conservare la musica non fa mai male. Io mi sono diplomata in pianoforte a giugno dell'anno Ok, scorso. allora tu fai qualcosa di utile alla musica. In effetti. No, vabbè, ma insomma invece la cosa che sto notando è che magari forse non si vede, ma più che qualcuno non faccia uno zoom, avete il vostro stemma nella Dritto. Aspetta che vediamo se riusciamo a fare il zoom. Attenzione, aspetta che vediamo, ci arriva lo zoom, attenzione, eccolo là, ecco. Avete lo stemma. Questo è un merchandising vostro, cioè non è che uno viene ai vostri concerti e lo trova, no? Ok, carina questa cosa, vi unisce ancora di più. Sì, sicuramente. Siete molto unite? Sì. Guarda, ci siamo. No, beh, lo chiedo perché effettivamente fare musica a volte in un gruppo c'è sempre il bastian contrario, invece voi? Siamo tutte e 3 bastian contrario. Ok, perfetto, quindi siete uniti dall'inizio alla fine. Adesso non so ancora quanti minuti abbiamo a disposizione, vediamo il tecnico perfetto che cosa mi dice. Io direi di sfruttare questi ultimi 3 minuti di farvi ricantare un'altra cosina per gli ascoltatori di Radio Conegliano e anche per chi ci sta guardando su Veneto Globo. Cosa possiamo sponsorizzare solo la data che sì, abbiamo sì, anche sì, sabato? sì, esatto. Stasera a Cordovado, invece sabato siamo a San Vito in Piazza Castello alle 10, alle 22. Perfetto. Ok, canzoncina, poi comunque i saluti finali San prima Vito al di tagliamento. chiudere. Sì. Qui il trio Calliope. Lollipop, lollipop, oh lale, 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 lollipop, lollipop, oh lale, 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 lollipop, lollipop, oh lale, 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 lollipop. Do-dum, dum, dum. Lollipop, lollipop, oh lale, 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 lollipop, lollipop, oh lale, 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 lollipop, lollipop, oh lale, 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 lollipop. Do-dum, dum, dum. Call my baby lollipop. Tell you why, 'cause he's sweeter than an apple pie. And when he doesn't shake it, rock and dance, then I haven't got a chance. I call him lollipop, lollipop, oh lale, 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 lollipop, lollipop, oh lale, 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 lollipop, lollipop, oh lale, 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 lollipop. Do-dum, dum, dum. Sweeter than candy on a stick, huckleberry, cherry or rye. If you have a choice, you fill your pick, but lollipop is mine. Lollipop, lollipop, oh lale, 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 lollipop, lollipop, oh lale, 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 lollipop, lollipop, oh lale, 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 lollipop. Do-dum, dum, dum. Crazy way it thrills me, tell you why. Just like lightning from the sky, he loves to kiss me till I can see straight, and gee, my lollipop is great. I call him lollipop, lollipop, oh lale, 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 lollipop, lollipop, oh lale, 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 lollipop, lollipop, oh lale, 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 lollipop. Do-dum, dum, dum. Lollipop, lollipop, oh lale, 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 lollipop, lollipop, oh lale, 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 lollipop, lollipop, oh lale, 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 lollipop, a lollipop. Buco generato da Carlo Luna, ma brave, ecco, qui eravamo in diretta su Radio, anzi siamo in diretta su Radio Conegliano, siamo anche in streaming su venetoglobe.com. Questa è una finestra sul Friuli, avevamo ospite il trio Calliope, ricordiamo le date, quindi questa sera a Cordovado alle 20:30. Perfetto. E sabato dopodomani a San Vito al Tagliamento alle 22 in Piazza Castello. Dove vi possono trovare siti, quello che avete? www.triocalliope.it, Facebook, Twitter, YouTube.
Cioè, qualsiasi cosa basta cercare Trio Calliope. Google, Sì, Trio esatto. Calliope Con la K. con la K, esatto, con la K. Poi tra l'altro se guardate sulla pagina di Facebook c'è una bellissima una caricatura di loro tre, quindi si riconosce immediatamente. Francesco Bisaro. Esatto, e quindi questa è la cosa. Una puntata sul Friuli tornerà prossimamente. Io ringrazio le tre ragazze volenterose di averci deliziato il palato musicalmente parlando. Da Carlo Luna è tutto, alla prossima e sempre qui su Veneto Globe e su Radio Conegliano.